Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di test teardown di vecchi PC. Allora, oggi abbiamo da fare il teardown, il test di altri ulteriori due PC, di cui uno è una marca che già abbiamo visto. Oggi è 13 luglio, un bel mercoledì. Fa caldo, ma non eccessivamente come nei giorni scorsi. Sono le 11:40 di questa bella mattinata di luglio. Ok? Allora, io direi che possiamo già tranquillamente girare manualmente la telecamera. Vi voglio far vedere questo case. Non ho collegato nulla perché a questo case ho visto già che manca la scheda video qui dietro. Però ve lo voglio portare avanti con tutto che pesa parecchio. Questo è un bellissimo case, si chiama Full Black, vedete, masterizzatore e lettore, il floppy, qua c'è il floppy, tutto nero, Full Black, e poi è un case da gaming. Adesso andiamo a vedere cosa significa. Allora, non c'è la scheda video, se vogliamo toglierci lo sfizio possiamo provare ad attaccare la corrente, ma senza scheda video non si può fare nulla, infatti non parte. Chissà che cosa ci troverò dentro. Ok? Buongiorno Alfio, benvenuto a questa nuova mia live. Allora, quindi abbiamo visto che attaccando la corrente proprio non si accende per niente proprio. Allora, questi case cosiddetti da modding erano molto particolari, sono molto particolari. Allora, innanzitutto hanno sempre la possibilità di aggiungere delle viti qui dietro per fissare gli sportelli, però hanno anche queste clip, come abbiamo visto succedeva praticamente solo nei PC diciamo di marca. Vedete, queste clip servono per togliere lo sportello. Poi vi voglio far vedere un'altra cosa. Qui dietro ci sono queste viti che sono sporgenti e si possono svitare tranquillamente con le dita, praticamente senza cacciavite. Allora, noi adesso questo sportello qua non ci interessa di smontarlo, andremo a smontare tramite questi solo questo sportello qui. Allora andiamo a vedere, esatto. Allora, guardate che spettacolo questo sportello. Allora, innanzitutto ha un convogliatore per la CPU, questo si può allungare e si può accorciare, guardate. Vedete? Quindi questo deve andare a finire completamente sulla ventola della CPU per garantire un migliore raffreddamento. Questo materiale bianco è fonoassorbente per non far sentire troppo il rumore delle ventole. Guardate che anima di case. Questi sono, come vi ho detto, i ganci che si vanno ad agganciare al case di questo sportello. È completamente rivestito. Ok? Guardate qui. Doppia finestrella, qui ci si potrebbe mettere anche una ventola sia da dentro che da fuori come vi pare, oppure lasciare il convogliatore come c'è adesso. Ok? E questa è solo una fessura per far circolare l'aria correttamente all'interno del case. Ok? Allora andiamo a vedere all'interno di questo case. Allora, non si accende niente perché è tutto staccato. Case molto particolare, la scheda madre è una Asus P5LD2 Deluxe, una scheda madre che secondo me ha qualcosa di favoloso. Andiamo a vedere la particolarità di questa scheda madre, porca miseria. Allora, è bella, è una bella scheda madre questa, Allora, P5LD2 Deluxe, ve la voglio far vedere già dentro al case. Allora, tutti i cavi di alimentazione sono scollegati, ci sarà un motivo, adesso lo andiamo a capire. Allora, non si vede tanto bene perché la luce è poca, però allora abbiamo qui un connettore a 8 pin per l'alimentazione della CPU. Allora, questo è questo cavetto qua che non vi fa vedere bene.
Eccolo lì il connettore, eccolo, sta qui. Questo è un connettore a 8 pin invece che i soliti 4. Poi c'è un connettore Molex maschio qui, da cui dovrebbe uscire la corrente. Qui c'è il connettore alimentazione scheda madre. E poi guardate qui sotto, due hard disk serialata da 2 pollici e mezzo. Guardate come sono messi. Eccoli qua. Uno e l'altro sta più indietro. Sono due hard disk serialata da 2 pollici e mezzo dentro un case così grosso. Si usava mettere pure gli hard disk da 2 pollici e mezzo dentro i case grossi. Allora, tra l'altro, ecco un'altra cosa che non vi ho fatto vedere. Qui c'è un neon che illumina, guardate. Allora, qui dietro vediamo che c'è un interruttore. Questo interruttore va ad illuminare questo neon. Una volta al posto dei LED si utilizzavano i neon. Ok? Allora, io voglio provare ad attaccare un po'. Non c'è neanche un banco di RAM, quindi allora l'alimentatore è molto molto bello perché c'ha sia l'alimentazione a 8 pin cavi giallo-neri per la scheda madre e sia l'alimentazione per un'eventuale scheda grafica alimentata con il connettore classico per la scheda video, sempre cavi giallo-neri a 6 pin. E infatti c'è scritto PCI Express. Allora, questa scheda madre ci dà l'opportunità di parlare appunto delle schede video PCI Express. Dopo lo slot AGP, bisognava inventare uno slot ancora più veloce per le schede grafiche che via via andavano migliorandosi. Le schede grafiche sempre più veloci, sempre migliori, ok? E quindi si inventarono, siccome anche lo slot PCI non era abbastanza veloce per supportare l'enorme quantità di dati grafici che passavano tra la CPU, la scheda madre e la scheda video, e allora si inventarono questo che chiamarono PCI Express. Allora, vediamo un po', questo sembra, sì, c'ha le RAM DDR2. Sì, adesso provo a metterci una sola RAM DDR2. Ovviamente questo adesso mi aspetto che fischierà perché non ha la scheda video, non ci sono santi. Allora, il processore, la ventola ha iniziato a girare, però non si sente nulla. Ovviamente anche gli hard disk non girano perché sono staccati. Allora, aspettate un attimo, voglio andare a provare a prendere una scheda video. Purtroppo ce n'ho una sola, PCI X. Essendo schede molto, diciamo per me, tra virgolette, molto nuove, io ho questa che sull'altro PC mi dava dei problemi, però giusto per vedere se funziona. Guardate che animate scheda video. Questa è sempre una Sapphire, tra l'altro qua non c'è neanche il PCA e la GP, sì, c'è il VGA, non c'è neanche il VGA, quindi non saprei neanche come connetterlo al monitor, perché tra l'altro questo monitor c'ha l'attacco DVI, però io non c'ho il cavo. Allora, quindi qua ci va attaccata pure l'alimentazione, quindi vabbè, questa la mettiamo dopo. Proviamo a metterci questo po' di scheda video, la proviamo ad attaccare, anche se sull'altro PC questa scheda video non funzionava, ma magari tra l'altro questa ammazza, è talmente grossa e pesante che diciamo che forse è andata.
ma giusto per vedere se fa il beep, soltanto che c'ha sto raffreddatore enorme sta scheda video. Ok, andiamo a vedere che cosa dice questo, perché mi dispiacerebbe buttarlo questo. No, ragazzi, c'è una cosa che non va assolutamente. Questa scheda video va a sbattere contro la letta di raffreddamento della RAM. Vedete che sti case standard alla fine non vanno mai troppo bene, molti voglio prelevarla, e infatti mi si è tutta storta qui perché c'è la RAM che gli dà parecchio fastidio, quindi questa si mette storta. Allora devo trovare una RAM più bassa, sempre DDR2. Proviamo a cercare una RAM bassa DDR2. Questa non è. Ce n'avevo una da 8 GB di DDR2, questa è DDR3 sicuramente. Guardate se non c'ho neanche una RAM di DDR2 bassa, perché questa non va bene. No, questa non va bene. Opla. Mazza, oh, non c'ho una RAM di DDR2, incredibile. Qui c'ho tutte ste RAM, questo è tutto purché DDR2. Vedete, tocca stare attenti perché tra l'altro gli slot sono fatti apposta per non sbagliare ad inserire le RAM, e infatti basta confrontarle. Niente, DDR2, lo vediamo sull'altro scatolo di RAM, ma mi sa che DDR2 niente. Allora, c'ho l'altro scatolo di RAM, dove l'ho appoggiato adesso? Ne sono impazzito, ecco. Allora, andiamo a vedere qui, ma qui DDR2 dubito che ce ne siano. Allora, ma che queste non sono, queste no. SDR un caspito di niente, quindi questa scheda madre momentaneamente non si può testare perché non abbiamo né le RAM né la scheda video. Devo trovare da un altro PC scheda video e RAM. Quanti tipi di RAM che hanno fatto ci mandano al manicomio questo. Comunque no, ma questa non me la no. Forse questo è DDR2. Poi vedi? Tante volte sì. Oh no. Fammi vedere vicino a quest'altra. Sì, questa è una DDR2, perfetto. Quindi questa, la RAM. Ok, e la RAM l'abbiamo trovata, va. Incredibile. Non so, sarà 1 giga, vabbè. L'importante è che noi lo facciamo accendere. Poi da quanto è la RAM poco ci interessa. Allora, tra l'altro nostra scheda però va a portare contro il raffreddatore del chipset. Non mi pare, no, adesso va bene. Attacchiamoci l'alimentazione, quindi adesso senza drive, senza CD-ROM, senza niente, dovrebbe partire solo la scheda madre. Allora,
qui gira solo la ventola, allora aspettate un attimo, torno subito. Cercavo un adattatore da DVI a VGA, niente, non ce l'ho a portata di mano. Allora, una cosa che però potrei provare a fare è attaccare uno degli hard disk. Ok? Quindi questa è serialata, attacchiamo il power per vedere se inizia quantomeno il caricamento, se lampeggia qualche LED, e questo lo attacchiamo a uno qualsiasi di seriata. Sta scheda madre è qualcosa di spettacolare, ok, quindi i dati l'ho attaccati, la corrente l'ho attaccata del serialata. Allora andiamo a vedere. Niente, questa scheda è proprio zero, Tra l'altro sembra che sia del 2006 perché c'è scritto 17/3/2006. Questa ovviamente è ferma perché l'ho staccata. I neon qui non si possono proprio accendere perché sono staccati. Per accendere i neon, secondo me, tra l'altro, vabbè, l'hard disk non parte perché non è attaccato. Allora, un attimo solo, che qui ci sono. Allora, questo, facciamo una cosa, proviamo a vedere che succede se io faccio così e così. Si dovrebbero accendere sia i neon sia l'hard disk. Ok, vediamo se si accende il neon e l'hard disk. Allora, il neon si è acceso. L'hard disk no. Vabbè, c'è qualcosa che non va su sta scheda madre, però guardate che bello questo neon acceso, guardate. Ve lo voglio far vedere. Vedete? Da qui si può spegnere, tac. Ecco, questo neon si illumina tutto praticamente il PC come è fatto. Qui c'è sta la scheda video che ho messo, qui c'è sta la RAM, qui ci stanno questi hard disk, però è partita pure questa ventolona grande. Le ventole grandi hanno la possibilità di girare più lentamente e di muovere lo stesso quantitativo di aria di una ventola più piccola che gira più veloce e quindi fa più rumore. Allora io direi che per questo PC più di così non possiamo fare. Leviamoci, vabbè no, io direi proprio lasciamolo così, che poi mi ci dovrò dedicare perché non voglio fare il tear down, perché questo è un case spettacolare, veramente bello, fatto bene, e non si fa il tear down di questo. No, vediamo che cosa ci posso fare, semmai ci cambierò la scheda madre, ce ne metto un'altra. Dedichiamoci invece a questo. Allora, noi abbiamo visto lo scaleo L, questo invece è uno scaleo J, sempre Fujitsu Siemens. Questo pure c'ha il floppy, c'ha il masterizzatore, e noi ce lo andiamo a testare e andiamo a vedere se possiamo migliorarlo in qualche modo. Allora, tastiera e mouse PS2, come tutti i PC vecchi che abbiamo trattato fino adesso. Attacchiamo tastiera, mouse. Sì, questo c'ha la VGA incorporata su scheda madre.
ok? Volendo poi vediamo che slot c'ha, magari ce ne mettiamo una di quelle che abbiamo trovato di schede video, se c'è un AGP ce lo mettiamo. Allora accendiamo il monitor e accendiamo PC. Allora, già si è acceso tutto, lampeggia. Eccolo qua, AMI BIOS. Ok, sembra che funziona. Loading and VRAM, 2 giga di RAM, 2 giga di RAM. Allora, date time, vabbè, questa è la batteria scarica, adesso ce l'ho le batterie, dopo semmai ce la mettiamo. F2 setup, allora andiamo a vedere il setup, vabbè, la data e l'ora ce ne frega poco. C'ha 2 RAM da 1 giga, DDR333, quindi non sono le 400. Allora, ID configuration, ok, vedi un hard disk e un CD-ROM. Quindi noi andiamo su exit, andiamo a vedere se parte, va. Sempre floppy da tutte le parti, c'ho tantissimi floppy. Allora, grafica Nvidia, però non mi pare che quella incorporata potrebbe essere Nvidia. Allora, avvio di Windows e sembra che sopra ci sia Windows 7. Questo è l'avvio di Windows 7. Ottimo, molto buono. Velocissimo l'avvio, Allora, questo sul RAM lo appoggiamo qua, questo lo appoggiamo qua. Morena Computer e Windows 7. Qui c'è una password. Facciamo capisse, vediamo un po'. Utente MC, ok, utente MC non c'ha la password. Nel caso poi noi quella bella password la cracchiamo con uno dei nostri CD. È necessario riavviare il computer per rendere effettive le modifiche. Chissà che modifiche, c'è ancora logmin qua. Vi ricordate, logmin si utilizzava prima di TeamViewer per fare l'accesso remoto ai PC. Ok? Io utilizzavo parecchio logmin, anche perché anche in azienda da me era molto utilizzato logmin. Io ce l'avevo installato su tutti i server e da casa tranquillamente potevo accedere a tutti i server che gestivo tramite logmin. Logmin mi permetteva anche di accedere tranquillamente solo al prompt dei comandi del server senza far passare sulla rete tutta la modalità grafica, che all'epoca le ADSL c'erano, ma erano 640, erano lente, quindi far passare pure tutto un quantitativo grafico era quantomeno, diciamo, rallentava la linea, e quindi io potevo accedere al prompt dei comandi. Io poi conoscevo parecchio bene il prompt dei comandi per dare le istruzioni se dovevo fare lo shutdown, il riavvio di un servizio all'interno di un server qualsiasi, Microsoft parliamo, perché quelli Linux e Unix invece si comandano tranquillamente da shell, ok? Che in caso di Microsoft si chiama prompt dei comandi, nel caso di Unix si chiama la shell, e da shell puoi fare tutto con Unix, mentre su Microsoft devi conoscere determinati comandi, devi conoscere, diciamo, molto molto bene l'ambiente server di Microsoft. Allora, io sto login mi va di toglierlo. Allora, noi abbiamo qua CCleaner, io lo installavo sempre su tutti i computer, ancora oggi mi sento di consigliarlo perché so che ancora c'è, io ancora lo uso sul mio PC con cui sto facendo adesso la live, ancora esiste CCleaner, e quindi me lo consiglio ancora. Allora, più che un install, io lo volevo levare dall'avvio startup,
Allora, dove sta? Avast login disable, delete proprio. Ok, poi c'è la scheda grafica Avast, My Composer pure, delete. Accesso negato. Allora login, allora sai noi che facciamo proprio, non andiamo proprio quasi quasi a disinstallare da qua. Comunque è molto veloce già solo con 2 giga di RAM, allora login lo vado sì a rimuovere, tanto non mi serve. Accesso, ah già, perché io non sto come amministratore qua, cazzarola. Cambia utente, mi devo ricordare la password di amministratore. Scusate un attimo, no, non posso rispondere. Allora, niente, forse era Windows, no, niente. Allora, no. Allora facciamo una cosa, andiamo a resettare sta password da amministratore perché mi serve per resettarla. Diamond boot cd. Allora faccio tutto con questo. Allora facciamo un riavvio, gli diciamo di partire da cd. Tanto vedo abbastanza veloce questo PC invece, molto molto buono, Poi vediamo, andiamo a vedere le caratteristiche e voglio vedere se riesco a migliorarlo ancora in modo da renderlo utilizzabile, Prima bisogna resettare sta password di Windows. Boot device priority cd. Ok, allora adesso gli ho detto di partire da cd, vediamo un attimino. USB checking NVRAM ed è partito da cd, perfetto. Iren boot cd, questo è diverso. Iren boot cd, vediamo un po' se Iren, tanto io me lo ricordo benissimo Iren. Allora, disk partition, antivirus, recovery tool, testing, next. Password registry tools, active password changer, però questo non so se funziona su Windows 7, però tra l'altro questo è, andiamo a vedere, semmai c'è da errore. Choose logical drive 1. Vediamo un po' se questo che funzionava fino al 2003 vorrebbe dire che Windows 7 è fatto proprio come Windows XP. Vedete, 1999-2005, Windows 7 ancora non era neanche stato inventato. Allora, ha trovato comunque che il file system è NTFS. Windows System 3 config SAM. There is one SAM in database, press enter to continue. Error code, vedete? Can't work perché non funziona. Ok, M for menu. Allora andiamo un po'. Password registry tools. Vediamo questo se ce la fa quest'altro programma.
Allora, questo è già show all partition 1, ok. E infatti step 2 select the pattern registry file e non lo trova, quindi niente. Io per Windows 7 tra l'altro infatti non c'ho niente. Come era per tornare indietro? No. Niente. Non lo trovo, vabbè, CTRL Alt gancio, resetta tutto. Allora, mettiamo in pausa. E perché questo è il Diamond, non c'entra niente con quello che utilizzavo io, che quello che utilizzavo io andava qua, quindi l'ho scordato dentro. Ah no, DigiWiz, eccolo qua. Adesso riavviamo, ma scusate, admin, no, administrator, no, chissà che password avevo messo, no, niente, non mi ricordo la password di amministratore, è incredibile ragazzi, e su Windows 7 non mi sovviene come cambiarla, ma adesso ho fatto troppe prove, quindi mi fa aspettare 30 secondi prima di dirmi che la password è sbagliata. Ecco, ok, faccio un'ultima prova, niente, così sta caricando, mi pare strano che sia questa la password, però gira, dice Windows e gira. Attendiamo un attimo, niente, password sbagliata. Allora riavvia il sistema e facciamolo partire con DigiWiz. Allora vediamo DigiWiz, poi mi dovrò fare l'ultimo Iren boot CD, me lo masterizzerò perché quello mi pare che funziona pure con Windows 8, 8.1, 10 e 11 pure se non sbaglio, quindi bisognerà che mi masterizzo quello e con quello si farà tutto, anche perché io mi sono fermato, già Windows 7 non ci lavoravo tanto, era appena uscito quando io lavoravo, quindi ce l'avevano in pochi. Io ho lavorato parecchio su Windows XP, su Windows 2000, su questi sistemi operativi qua. Ovviamente un minimo sono cambiati i registri di configurazione, però vediamo se ce la facciamo con questo. Non è detto, perché questo pure è targato 2005, quindi. Però il fatto di resettare la password quello si risolve, non è un problema. La password locale si resettano sempre, non c'è problema. Built by DigiWiz. Ecco, il tempo che ci mette a fare questo avvio dipende molto da quanto buono è il masterizzatore lettore CD. Quanto più è buono, più è veloce a leggere i dati e meno ci mette.
ovviamente avvio di Mini PE Edition, Windows Mini PE. Vediamo un po' quanto ci mette. Allora, la diretta è durata già 38 minuti, va bene, dai. Allora, sta finendo il caricamento, qui è comparso il desktop di Mini PE 2K50903 TG Wiz. Allora, sta ancora avviando alcuni servizi, si aprono delle finestre qui perché ok, ancora non ha terminato l'avvio, si deve spegnere la lucetta qui del masterizzatore, effettivamente è un po' lento come masterizzatore. Mi pare di aver visto che è un IDE anche questo, Qui si potrebbero cambiare e mettere tutti e due neri, verrebbe tutto nero, bello, verrebbe un bel PC. Vediamo se smontando di qua e di là si riesce a rimediare qualcosa di... perché quello lì dal super case black lì, no, Black Hook lo chiamo io, l'aquila nera, quel bel case tutto nero, lì adesso ci perderò un po' di tempo perché vale la pena un bel case quello. Può diventare un bel case pure da gaming. Allora andiamo a vedere. Allora, System Tools, Password Renew, tra l'altro questo era pure un beta, vediamo un po', ma dubito che funzioni. Select Target Directory, sistema, ok, e non è. Longhorn addirittura va a cercare. Allora andiamo a vedere però se io posso fare sistema, c'è pure un windows.org. Oh, renew existing user password admin. Vediamo se me l'ha visto bene gli utenti. Sì, utente MC. Ah, l'amministratore era Windows 7. Comunque io administrator, ci metto admin tutto minuscolo. Renew. Password invece type the new password can be up 227, avoid password 14 caratteri, va bene. E adesso come si fa? Aspetta un attimo, ho sbagliato. Allora, questo l'ha trovato. Allora andiamo a vedere, select target, sistema Windows, ok. Renew existing password, e qui mi vede pure utente MC, e qui ci metto admin, e come si dice, ok, nulla administrator password.
Va bene, vediamo un po' se è andata a buon fine. Eietto cd dentro il boot. Ok, andiamo a vedere un po'. Lo so, vedete, quando uno riparava i PC ci voleva un sacco di tempo per sistemare questi PC, non era semplice. Ecco, ora dobbiamo attendere che faccia il riavvio. Se c'è riuscito è incredibile, che un tool del 2003 lavori anche su Windows 7 è incredibile. Azzo, administrator, no, non ha funzionato, anzi ha fatto un casino. Administrator, allora proviamo a mettere qua Windows 7. Windows 7. No, non funziona. Assolutamente non funziona. Bello che sta leggendo qualcosa da hard disk, infatti. Utente MC però funziona, ancora funziona. Allora, andiamo a vedere dentro computer, gestione utenti, gestione, ecco, Windows 7 è l'amministratore. E sto provando tutte quelle che mi ricordo che mettevo, niente. Niente, senza password assolutamente no. Niente. Niente. Vabbè, allora dedichiamoci all'hardware, allora va. Lasciamo stare il software, che qua tanto io posso pure alle brutte resetto tutto e ci metto Windows 11, guarda, però io prima lo voglio usare per capire anche come resettare le password su Windows 7.
Ok, si è spento. Allora andiamo a vedere come è fatto dentro questo PC, se possiamo andare ad operare un miglioramento. Allora, lo slot AGP c'è, quindi volendo noi ci aggiungiamo una bella scheda video. Allora, vediamo se mi gestisce le RAM aggiuntive. Leviamoci queste, che sono diverse. No, sono uguali. Ok, queste sono 2 da 1 giga. Vediamo se ne troviamo. No, 2 da 2 giga. Solo queste c'ho io. No. Pensa che queste RAM 2 da 1 giga, più di queste non riesco a trovarne. Queste tutte da mezzo giga. Ai dico. Quindi qui ci posso mettere soltanto una buona scheda video aggiuntiva, che poi è buona, bisogna vedere quella a bordo che roba è. Allora rimettiamoci questa. Ok, una e due, quindi sono 2 RAM da 1 giga. Tra l'altro è una ASRock la scheda madre 775i65G. Allora, forse neanche conviene metterci le mani, conviene lasciarlo così. Questo funziona, lo tengo giusto per fare delle prove e poi vedremo che fine farà. Però questo, tra l'altro, i condensatori stanno tutti bene, e quindi e niente. Allora prendo spunto per il prossimo episodio, mi vado a masterizzare il nuovo Iren Boot CD, e quindi adesso rifaccio l'avvio per vedere se continua a funzionare. Abbiamo fatto un danno pure sul sistema operativo. Ciao Mirko! Siamo in chiusura di questa live, abbiamo visto un bel case tutto nero, un case, ve lo faccio rivedere, con anche un bel neon qui. Vedete, questo è un neon messo con le fascette stringitubo. Ok, qui c'è la CPU, questa è la scheda video che ci abbiamo messo, una Sapphire. Gli hard disk stanno attaccati sul fondo, sono da 2,5 pollici, 2 hard disk, questo pesa 1 tonnellata, non potete capire quanto pesa, ed è un bellissimo case full black, drive, masterizzatore, lettore, tutto nero, ok? Però ovviamente non funziona, la RAM che ho batte con la scheda video, ci manca la scheda video, insomma c'ha dei problemi. Quindi niente, rigiriamo la telecamera, ok, e facciamo i saluti. Allora, io innanzitutto vi ringrazio di essere stati qui con me a vedere questi gocci di PC vecchi come il cucco. Tiriamo un po' più giù così si vede il PC che carica. Allora, continueremo con questa serie fino a che i 50 PC non saranno finiti. Ho visto che sono anche più di 50, c'ho altri Dell, che il prossimo episodio, magari nel pomeriggio, se ce la faccio, questo pomeriggio stesso facciamo un altro episodio, perché mi devo sbrigare, e quindi bisogna fare il teardown di questi PC nel più breve tempo possibile. Dobbiamo imparare più cose possibile. Oggi che cosa abbiamo imparato? Che questo CD che mi è stato vicino tanto non funziona per andare a craccare le password di Windows 7, ok? Quindi bisognerà andare a scaricare qualcosa di più aggiornato, è quello che farò adesso a breve. Mi masterizzerò un qualcosa di più aggiornato. Poi abbiamo visto che esistono dei case anche per fare PC da modding,
Modding che significa? Modding sono quelli, diciamo, belli anche esteticamente da vedere, quindi ci si possono mettere al giorno d'oggi dei LED. All'epoca, quando praticamente i LED ancora non erano così diffusi come oggi, si utilizzavano delle barre a neon. Io nel mio negozio vendevo sia delle barrette piccoline così, ed erano mi pare 4, oppure 2 lunghe, e poi c'erano pure quelle lunghe singole. C'erano di tutti i colori ma non multicolor, perché c'erano verdi, c'erano gialle, c'erano bianche, c'erano rosse, c'erano anche blu, però non c'erano multicolor. Adesso invece quando andiamo dentro a un qualsiasi negozio di computer vediamo questi case bellissimi con le ventole che girano e fanno tutto l'arcobaleno di colori, perché sono RGB, e quelle sono molto belle. Da modding anche perché è dotato di un sistema di raffreddamento particolare, un sistema che rende silenzioso il case. L'abbiamo visto insieme nello sportello, ve lo faccio rivedere. Allora, oltre ai convogliatori, che sono questi qui, adesso ve li faccio vedere. Questo è un convogliatore che deve andare a finire, diciamo, su una ventola. Questo si allunga e si accorcia e deve andare a finire addosso alla ventola della CPU. Questo è fono assorbente per fare sì che il case sia il più silenzioso possibile, proprio perché, diciamo, i case da modding sono predisposti per avere più ventole, quindi per avere un raffreddamento migliore. Diciamo, sono case strutturati per rimanere parecchio tempo accesi e per fare in modo da utilizzare tutti i componenti al massimo possibile, quindi nel modo che emettono più calore possibile. Quindi quando per esempio giochiamo ai giochi 3D, perché serve il raffreddamento a liquido delle CPU, della scheda video, eccetera? Perché noi utilizziamo quel computer al massimo o oltre le sue capacità. C'è gente che l'overclocka, quindi se noi sappiamo che il massimo è 100, gente che lo manda al 120, 130, 150% delle sue possibilità, rischiando poi ovviamente di compromettere i componenti, perché i componenti vengono dati e garantiti per lavorare fino al 100% della loro possibilità. Se uno va di overclocking, quindi va a oltrepassare questi limiti, ovviamente scadono le garanzie, scade tutto. Ok, quindi queste sono altre cose che abbiamo imparato oggi. Tra l'altro ho imparato anche che andando a smanacciare il registro di configurazione di Windows 7 con un software non aggiornato mi crea pure dei problemi a livello visivo su Windows 7, quindi va senz'altro aggiornato tutto. Allora, detto questo, io vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno del Prime Day, quindi potete approfittare delle varie offerte. Andate sul mio sito classe74.it, partite da lì per fare le vostre ricerche. C'è anche starwarsstore.it, c'è anche legolando.it, c'è il mondo del vinile.it e c'è renijstore.it. Quindi da questi siti voi potete partire per andare a fare i vostri acquisti anche oggi che è il Prime Day. Ok? Vi ringrazio di essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi ricordo che per chi è appassionato di retro computing, in particolar modo di Amiga, c'è il gruppo Telegram t.me/amigaida su Telegram, quindi potete tranquillamente andare ad unirvi a noi in questo grande gruppo. Ok? Un saluto a tutti, grazie di essere stati con me, ci vediamo al prossimo episodio. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, altrimenti non saprete mai quando io sto in diretta. Ok? Ciao, grazie a tutti e alla prossima live. Ciao!